Smeriglio, prolunga, piedi di porco e decine di cacciaviti, tutto il necessario per mettere a segno i colpi ai danni di aziende e abitazioni private. Questa volta però la scorribanda dei predoni è stata rovinata dai carabinieri. L'auto, una Passat rubata a Vicenza, è stata notata dai militari all'altezza di Castello di Godego. Per 10 chilometri i carabinieri hanno messo in atto un testa a testa senza esclusione di colpi. È nato un inseguimento durante il quale hanno più volte tentato di speronarci e poi hanno abbandonato l'auto. A quel punto i tre che si trovavano in macchina si sono divisi e dopo una corsa tra i campi i carabinieri sono riusciti a bloccarne uno, un albanese 21enne. Uno dei tre malviventi è stato catturato lungo una stradina di campagna nascosto, ricoperto di fango. Dentro l'auto è stato rinvenuto tutto il necessario per mettere a segno i raid nelle abitazioni private. Una banda di malavitosi ben organizzati che da lì a poco avrebbe compiuto diversi furti in abitazione. Il giovane è stato processato per direttissima e condannato a 1 anno e 6 mesi per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di arnesi da scasso. Gli accertamenti però continuano. L'obiettivo dei carabinieri è quello di riuscire a risalire nel minor tempo possibile agli altri componenti della banda.